Primo Capraro era un bellunese in cerca di lavoro. Dopo essere emigrato in Messico e Perù, arrivò in Argentina quasi per caso, attraversando le Ande dal Cile, giungendo nel 1903 in una cittadina chiamata da tutti Perla della Patagonia, Bariloche. Lì decise di fermarsi perché, come dichiarò lo stesso Capraro, questi luoghi mi ricordano le mie Dolomiti di Belluno. Il video che vi proponiamo, realizzato dall'associazione Onlus Luci nel Mondo di Verona, contiene alcune testimonianze di veneti presenti a Bariloche, che hanno avuto anche l'occasione di incontrare l'assessore regionale ai flussi migratori Oscar De Bona durante una visita istituzionale. E siamo partiti, dunque eravamo in 6 noi. Il viaggio è stato lungo, però bello anche perché eravamo in compagnia, in 6. Abbiamo fatto 8-10 porti, abbiamo visto anche un po' intorno lì ai posti dove fermava la nave. Quando siamo arrivati a Bariloche faceva 7.000 abitanti, adesso ne fa 165.000 e sono passati, dunque, era 51, sono passati 56 anni. È nato Bariloche grazie ai bellunesi, la storia di Bariloche lo dice. Il primo gran pioniere, un bellunese, Primo Capraro. Non avevamo niente, un po' di soldi che avevamo guadagnato a Buenos Aires e abbiamo comprato subito un terreno, abbiamo cominciato a fare una casa. Mio marito pensava solo al lavoro, io solo a bambina e fare i miei lavori, cucinare e basta. E poi sono venuti gli altri figli, poi lui faceva i mobili, il rimanente dei letti era per noi, il rimanente di un altro mobile era per noi.